Mentre è in onda la sigla, intanto buonasera, stavo parlando con i miei ospiti, i quali testimoniavo questa difficoltà che ho nel recuperare sempre vecchie vertenze che non sono mai chiuse, si assumono impegni e però poi non si mantengono. E allora i lavoratori sono sempre lì a dire: ma scusate, ma quando riusciamo a vedere la fine di un percorso sempre tortuoso, sempre pieno di ostacoli, di problematiche, la burocrazia, alcuni esponenti politici che hanno ruoli di responsabilità nelle istituzioni non danno risposte certe. Le poche volte che si riesce ad interloquire, che i lavoratori hanno la possibilità di interloquire, si sentono rispondere: provvederemo, non vi preoccupate, prendiamo nota della vostra difficoltà e la prossima occasione la discuteremo. Patrizia, Curcio, quante volte abbiamo parlato della vostra vertenza? Perché io ho perso il conto. Buonasera direttore, intanto, e grazie. Ne abbiamo parlato un bel po', siamo venuti dal 2016 una serie di volte per ogni anno, magari sempre cambiando l'oggetto della puntata, però la vertenza è sempre la stessa. Questa puntata di stasera è, dillo tu. Mobilità in deroga, ex percettori attualmente allocati nei TIS, tirocini di inclusione sociale. Lo facciamo stasera qui come Dipartimento Nazionale Precari e Politiche del Lavoro, sezione tirocinanti CSA, e lo facciamo con i nostri colleghi Fabrizio Gallo del Comune di Cosenza, buonasera. Cosima Schiavone, Comune di Cosenza, buonasera. Anna Ciancio, Comune di Rende. Salve. Abbiamo da pochissimo terminato i tirocini di questo Quindi è finita, anno. Diciamo, è finita la possibilità di intercettare un compenso per poter vivere, insomma. Allora, momentaneamente è finita questa possibilità, però la Regione ha provveduto a fare un nuovo bando. L'unica cosa è che questo bando, diciamo, che non soddisfa pienamente le nostre aspettative, e questa cosa abbiamo provato a dirla in tutte le maniere. Allora, questo bando. Facciamo un piccolo passaggio giusto per chi non conosce un po' la vertenza. Visto che ce ne sono tante di vertenze. Assolutamente, soprattutto in questo periodo è un momento abbastanza caldo, tutti i lavoratori precari sono tutti in mobilità. Noi veniamo dal bacino dei percettori di mobilità in deroga. Nel 2016, i famosi 26.000, diciamo. Bravo, che poi si sono ridotti nel tempo, e siamo arrivati al 2016 con un accordo quadro siglato tra la triade sindacale e la Regione Calabria, che prevedeva che uscivamo dalle politiche passive e venivamo reintrodotti con un progetto nelle politiche attive. Queste politiche attive dovevano prevedere dei tirocini di formazione, di orientamento, di perfezionamento, per poi avvicinarsi al sogno di tutti, che è la famosa stabilizzazione. Logicamente tutto questo è andato bene nel 2017, nel 2018, anche se con tutte quelle problematiche che conosciamo bene. Siamo arrivati ad oggi, e che invece di proseguire per il perfezionamento ci troviamo a essere cancellati come bacino di ex percettori in mobilità in deroga e associati ai 150-170 mila disoccupati calabresi in un bando di inclusione sociale. I bandi di inclusione sociale intanto non è formazione e orientamento per reinserimento lavorativo, ma bensì, come per le misure di politiche passive quali il reddito di cittadinanza, sono dei lavori di pubblica utilità che bisogna svolgere negli enti al posto non al posto, ma magari di fianco ai dipendenti. Di supporto ai dipendenti. Di supporto, bravissimo, la parola che non mi veniva, era proprio di supporto ai dipendenti, ma con la differenza che noi non abbiamo nessuna tutela, nessuna garanzia futura, nessun inquadramento, e siamo tirocinanti. Allora scusami, sarebbe come dire, affiancati momentaneamente, nel senso che siete lì
un appendice al lavoro che si Siamo un svolge appendice all'interno che di un però ufficio. svolge un lavoro importante, perché nei No, comuni... giuridicamente, dal punto di vista proprio dell'inquadramento delle vostre figure professionali. No, diretto, un inquadramento non c'è. Non c'è, per questo dico, siete lì affiancati. Perché il tirocinio attualmente, che solitamente si fa un tirocinio per imparare un mestiere, per andare a fare, questo è stato storicamente un tirocinio, un periodo di stage, di formazione finalizzato a un inserimento lavorativo, ma noi siamo dal 2006 che facciamo tirocini. Dal 2006 che facciamo tirocini. E non avete ancora imparato nulla? Non abbiamo ancora imparato, ci continuano a rimandare di settembre in settembre. Perché i nostri genitori sono disperati, dicono: no, come, abbiamo mandato a fare questi tirocini e ancora non avete imparato nemmeno il lavoro. È una battuta, però è così, cioè 53 anni dopo tanti tirocini ancora ci ritroviamo a fare i tirocini, ma non solo, tirocini che magari fossero... Cioè, 53 anni fare i tirocini, cioè costringere una persona a fare il tirocinio, non hai ancora capito, tu ente, che puoi utilizzare queste professionalità che nel frattempo sono cresciute, che hanno imparato a svolgere il lavoro, acquisito delle competenze, cioè com'è possibile? Comunque 53 anni è giovane, perché noi abbiamo un 30% del bacino che sono 62, 63, 64 perché anni. viene fuori dalla famosa percettori mobilità. Che è iniziato nel 2006, sono quelli appunto di 60 Cioè quando anni, serviva 62. la politica a mettere lì, dice tanto questi poi mi voteranno, teniamoli buoni, vediamo cosa succede. Poi passano gli anni, le cose si modificano, non c'è più la possibilità di agire in un determinato modo, la politica ha le mani legate, non può più fare quello che faceva un tempo, e chi ci rimette chi è finito dentro questo calderone, questo parcheggio che è durato anni. Continua a durare. Che poi scatena anche, come dire, una sorta di l'opinione pubblica, dice: ma scusate, ma tutta questa gente perché è rimasta per così tanti anni appesa lì, in attesa di che cosa? E che io mi chiedo: in attesa di che cosa? Che cosa vi dicono le istituzioni? Cosa vi dice per esempio la Regione, l'assessorato alle politiche sociali? Cosa vi racconta ogni volta se ci riuscite ad incontrarlo? Tutto a posto. Di che cosa ci Che significa tutto allora, a posto? Allora, Cioè, i tirocini formativi, la conclusione del tirocinio formativo era che noi dovevamo sfociare di nuovo ed essere reinseriti nel mondo del lavoro. Ora, se hanno fatto un bando TIS, la formazione acquisita che doveva sfociare di nuovo nel lavoro, dove è andata a finire? Non viene riconosciuta quella. Infatti si parlava di farci fare un ulteriore anno di perfezionamento. Ancora? Sì, ma diciamo che alla fine sarebbe stato il percorso migliore rispetto a quello che ci viene prospettato oggi. Perché migliore? Scusa, spiegami in che cosa consiste questa differenza. Il perfezionamento rispetto al TIS. Sarebbe la continuazione del percorso che noi abbiamo finora svolto. Praticamente comunque si sarebbe sempre trattata di formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro. Ho capito. Quindi questa era la giusta conclusione del percorso, del percorso, perché secondo quell'accordo, scusami, del 2016, questo era proprio il percorso paventato. Invece ci siamo trovati che dopo un anno di tentativi di interlocuzioni, andate anche abbastanza male, non siamo riusciti più a rimanere in questo percorso, mentre i nostri colleghi del MIUR, impegnati nel MIUR, che sono le scuole, nel MIBACT beni culturali e nella giustizia, seguiranno questo percorso, quindi continueranno il perfezionamento e poi eventualmente vedranno una categoria. Il cerino in mano, diciamo. Noi siamo stati totalmente messi da parte. Quanti siete? Allora, c'è da dire anche questo, che a differenza di loro che sono 600, 800, 1000, noi siamo 4.500 circa. 4.500 persone, ai quali è stata data l'idea di restare negli enti un altro anno
sempre con questo rimborso di 500 euro che percepiamo ogni 3 mesi, quindi bisogna anche considerare 500 euro ogni 3 mesi diventa veramente difficoltoso nella gestione proprio di una famiglia, perché voi dovete pensare che non siamo solo, nella mia famiglia ci sono solo io che lavoro, che tirocinio, ci sono famiglie dove marito e moglie entrambi fanno il tirocinio, quindi entrambi hanno questi vuoti di ristoro economico che creano non poche difficoltà. Noi abbiamo anche chiesto, visto che questi TIS sono, diciamo, un copia e incolla del reddito di cittadinanza, hanno copiato per intero il bando e lo hanno reso fruibile alla massa. Abbiamo anche chiesto, per il reddito di cittadinanza vengono pagati mensilmente, fatelo anche voi. Almeno date un ristoro mensile alle famiglie. Ma non potevate attingere voi dal reddito di cittadinanza, no? Allora, ci sono delle persone che lo possono fare perché i limiti consentiti, reddito, scusatemi, ma non tutti. Allora, c'è chi non percepisce reddito diretto, ma il reddito familiare è più elevato, c'è chi possiede una casa e quindi in ogni caso c'è il nonno che ha lasciato il libretto al bambino, e queste sono tutte delle situazioni ostative alla percezione del reddito di cittadinanza. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che questo, mentre prima facevamo un tirocinio formativo e chi era percettore anche di REI o di SIA e oggi di reddito di cittadinanza poteva fare entrambi e quindi prendere 500 euro dal tirocinio e quelle altre 200-300 euro dal reddito di cittadinanza o dalla REI, cosa che non si potrà più fare perché questi due tirocini, essendo sostegno al reddito, sono come la stessa misura. Quindi adesso tu dovrai scegliere o fare il tirocinio di inclusione sociale, lavorare 20 ore a settimana e prendere 500 euro, o fare il reddito di cittadinanza, lavorare 8 ore a settimana, avere una classe privilegiata perché è un fondo ministeriale e prendere 5, 600, 700 a secondo della famiglia. Non è cumulabile. Non è Non è cumulabile. Non sono cumulabili. Sono le due compatibili cose. ma non cumulabili le due misure. Quindi Pertanto, per chi vedeva... Da una parte o dall'altra comunque sono stati abbastanza intelligenti a fregarti. Cioè alla fine sì, è la verità, perché comunque se prima c'era la speranza comunque di avere un contributo economico più soddisfacente, adesso devi scegliere quale due delle elemosine prendere. Poi sostanzialmente Di questo si tratta. sì, è elemosina. Chiamiamo le cose e questo con loro tipo di nome. bando, io voglio aggiungere, scusami, anche se lo reputo anche offensivo nei confronti di tutte queste persone che per anni non hanno tirocinato, hanno lavorato. Perché noi non siamo stati a fianco del dipendente ad apprendere ciò che il dipendente dell'ente ci insegna, ma noi abbiamo fatto per intero il lavoro del dipendente, perché se andiamo a guardare effettivamente quello che c'è negli enti pubblici, anche forse privati, non lo so, comunque parlo degli enti pubblici, c'è una carenza di personale che non consente proprio all'ente pubblico di portare avanti I bisogni primari della cittadinanza. Io ricordo nel 2017 ero all'ufficio ticket che per via se non sbaglio ero caduto malato, la signora era caduta malata, hanno chiamato i carabinieri perché è stato chiuso l'ufficio ticket mensa dei bambini, non si potevano consegnare i ticket mensa. Questo è un aneddoto che è successo, tanto sono usciti pure sui giornali, però voglio dire, qua non si parla di tirocinio, quindi non si parla di io vengo e vengo a lavorare in nero, senza nessuna tutela, senza contributi, e addirittura adesso tu ti permetti di far uscire un bando TIS del genere dove mi mischi nella folla dei disoccupati, di tutta questa magari questa situazione così precaria che c'è, non riconoscendomi cosa? Quello che io ho fatto per annullando il tirocinio che hai fatto. un declassamento. Non tengo conto del tirocinio. Anche perché noi in teoria in questo nuovo tirocinio dovremmo andare a svolgere attività complementari a quelle dell'ente.
Quindi in realtà non è che potremmo svolgere il lavoro che abbiamo sempre fatto, poi nei fatti non so quello che accadrà, perché poi c'è da dire che comunque i comuni sono tutti sotto organico e effettivamente saremmo riutilizzati come lo siamo stati finora. Andremo a svolgere lo stesso lavoro, anche se non sarebbe nemmeno possibile. Ma io dico, avete chiesto un incontro con l'assessore delle politiche sociali, avete parlato, e avete detto quali sono le vostre istanze, le vostre preoccupazioni, la vostra, come dire, il vostro stato di disagio che vivete, perché siamo veramente ad un livello incredibile, insomma, non c'è nessuna attenzione verso le persone. Le persone sono... Abbiamo fatto una comunicazione epistolare che rasenta il diario di Anna Frank, per non citare tanti altri. Allora, diciamo che noi come Dipartimento in seno al CSA abbiamo partecipato ai tavoli tecnici fino al 9 di marzo. Insieme a CGIL e CISL-UIL, sì. Anzi, ci eravamo anche rallegrati del fatto che l'assessora che è stata in corso fino a novembre, l'assessore Robbe, avesse deciso di ospitare tutte le sigle sindacali in maniera congiunta, e questa cosa ci faceva ben sperare che si potesse lavorare su un progetto futuro anche per il bene dei tirocinanti. Purtroppo però le cose già dal 9 di marzo stesso non sono andate benissimo, perché nell'ambito di quella riunione i tre rappresentanti sindacali si sono espressi non favorevolmente alla nostra partecipazione al tavolo, perché loro affermano di essere titolari dell'accordo quadro del 2016 e quindi i titolati a prendere comunque, continuare a prendere le decisioni sulla nostra situazione. Intanto noi non c'eravamo nel 2016 come Dipartimento Nazionale Precari, quindi non potevamo essere a quel tavolo. E allora abbiamo anche disconosciuto quell'accordo, perché tra l'altro con l'avvento di questi TIS vengono a cadere tutte quelle cose che erano state paventate nell'accordo. Paradossalmente c'è un residuo di fondi di circa 6 milioni e 9 delle politiche passive migrate in politiche attive, che adesso verrebbero immesse nel plafond di questo nuovo bando. Ma magari io non sarò più in questo bando, quindi io non solo ho rinunciato a prendere all'epoca la mia mobilità passiva e io ne ho preso 11 mesi su 40, ma non solo questi soldi sono stati riutilizzati per altre persone che magari ne avevano presi 150 di mesi di mobilità. Attualmente rischio di non vederli neanche riutilizzati per me, quindi io ho fatto da bancomat un po' alla questa amministrazione. E probabilmente queste cose che ho detto non sono state gradite, e allora c'è stata una sorta di boicottaggio silenzioso fino a che il segretario della nostra confederata nazionale mi ha chiesto di non rappresentare più i tirocinanti al tavolo, perché gli è stato proprio chiesto questa cosa. Quindi diciamo che è stata un po' una situazione che... Il segretario che dice ad una propria iscritta... No, non è che lo dice alla propria iscritta, lo dice alla segretaria nazionale del Dipartimento, che è una cosa ben diversa. Per questo, quindi anche questo, però sono dei giochi che si fanno a determinati livelli, ma io devo dire la verità che non mi sono preoccupata tanto, perché non vado io, ci può andare chiunque altro. Il problema è che non è stato invitato nessun altro. Nessuno più ci ha rappresentato. Quindi qualcuno ha deciso per voi. Per noi. Se la sono suonata. Perché anche questo bando noi abbiamo provato a dire già durante il percorso, c'erano delle cose, delle criticità, no? C'erano delle criticità, affrontiamole insieme. No, noi eravamo disponibili. Non vi hanno fatto affrontare nulla. Assolutamente nulla. Ma non riusciamo ad avere un dialogo. Qual è la verità? La verità è una sola, che davanti loro fanno finta che litigano, dicono, però alla fine si trovano sempre d'accordo.
anche con la Regione. Nel momento in cui va una Patrizia Curcio, che comunque, ma noi non è che siamo nati sindacalisti o ci è piaciuta fare questa scelta, siamo stati costretti perché altrimenti non avevamo rappresentare come i vostri interloquire. diritti. Certo, stesso dalla Regione ci è arrivato l'invito, dice ma come vi ricevo se non siete nessuno? Dovete comunque fare qualche cosa, e noi ci siamo inventati, ci siamo avvicinati a quella che ci sembrava la cosa più vicina a noi, ecco, senza appartenenze politiche, senza dire sindacato, eccetera, perché non quelli che sono siamo iscritti capaci. a CGIL, CISL e UIL hanno ottenuto più di quello che gli hanno ottenuto spettasse, quello che no? volevano ottenere. Il problema è che ci giocano su questa cosa, direttore, perché io dico che non è che le persone che li ascoltano sono ignoranti, per carità, però sono bravi con le parole, perché se avessero capito tutte e 4.500 tirocinanti la gravità di questo bando, a quest'ora in questo studio ce ne dovevano essere 300 persone come minimo. E lunedì, se andiamo a fare questa manifestazione, e lo annunciamo adesso, lunedì mattina alle 9:30 saremo alla Cittadella, dovremmo essere non 4.500, il doppio, con i bambini, con i mariti, con le mogli, con i vicini di casa, perché non si è capito che fatto questo altro anno di TIS è stata fatta una cosa apposta affinché questo bacino scompaia completamente. E la gente che sta dentro questo bacino che andrà a fare tra un anno? E chi lo sa? Io mi chiedo anche adesso, io senza fare qualcosa, io mi sto disperando, perché dico, se poi ogni volta che esce un bando passano almeno, quando va bene, quei 6-7 mesi per poter ricominciare. Quindi dico, che faccio io che ho pure il marito disoccupato, fra le altre cose? Come faccio a vivere? Come faccio a vivere? E qui subentra il famoso fatto, allora c'è il lavoro in nero, e allora ce lo chiediamo tutti. Ci stanno costringendo loro a fare queste cose, perché io non credo che se c'è la volontà politica un bando non ci vuole niente a parte, lo fai partire perché c'è la necessità, se veramente hai a cuore, anche i sindacati questo lo sanno, ma a loro sta bene qualsiasi cosa, perché per loro non è, loro stanno bene, quelli che non ci paghiamo siamo noi, quelli che non hanno un lavoro siamo noi. Allora io penso che loro abbiano voluto dare una risposta ad un numero importante di persone. I tirocini di inclusione sociale sono quelli più immediati e probabilmente hanno pensato diamogli questa misura che è quella preconfezionata veloce. I fondi c'erano già, erano dei fondi PAC che erano stati utilizzati per il nostro bando precedente. Infatti nel 9 di agosto del 2019 hanno fatto una variazione di bilancio per spostare quei fondi, quindi i fondi c'erano. Avrebbero potuto fare un altro anno di perfezionamento. Sta di fatto che sembra ci sia stata una comunicazione tra la Regione e il Ministero e che il Ministero non abbia espresso, cioè abbia detto alla Regione fai tu in autonomia, non è competenza nostra, mentre MIUR, MIBACT e Giustizia sono autorizzati dal Ministero a fare il perfezionamento, quindi per loro è come se fosse cambiato il livello da regionali competenza ministeriale. La Regione cosa ha fatto? Invece di diversificare un po' le misure e dire va bene, facciamo questi TIS e offriamoli un po' a tutti, soprattutto a quelli a cui mancano 2 anni per andare in pensione, comunque fanno un contributo figurativo anche se non è un contributo reale, però li avviciniamo alla pensione. Va bene anche per i giovani che possono fare dei lavori di pubblica utilità e nel frattempo, ma non vanno bene per tutti, perché nell'ambito di questo progetto, oltre alla formazione che è stata fatta negli enti, e gli enti sono pronti a metterlo su carta, l'hanno già fatto con tante delibere, abbiamo occupato dei ruoli negli enti, ma in questo bacino ci sono persone che sono laureate, che hanno master, che sono altamente professionalizzate, che potrebbero essere una risorsa importantissima. Allora diversifichiamo gli ambiti, i TIS, va bene i TIS per la massa, ma creiamo anche la possibilità per chi volesse di andare avanti con questo perfezionamento. Tra l'altro il Ministro proprio nei giorni passati ha dichiarato che riaprono tutte le forme di reinserimento nell'ambito della pubblica amministrazione attraverso anche dei concorsi locali. Quindi la cosa poteva essere per noi
un passaggio quasi sereno, perché eravamo gli ultimi precari d'Italia, LSU, più o meno stanno trovando delle soluzioni, eravamo rimasti noi e noi siamo già negli enti. Immaginate il comune di Rende che giorno 12 si è visto svuotato di 40 persone. Allora, poi qualcuno è rimasto a fare volontariato gratuito, ma perché la propria città e allora vuoi dare il tuo contributo? Perché tra i pensionamenti, che sono circa 30, e 40 dei tirocinanti, 70 persone in un giorno vanno via dal tuo ente. Noi abbiamo situazioni come l'anagrafe dove ci lavorano 7 tirocinanti. Ma queste amministrazioni comunali che hanno una carenza così marcata di personale devono garantire i servizi ai cittadini, perché il cittadino paga, certo, paga le tasse e pretende dei servizi. Dico, non possono in qualche modo scendere in campo e dire alla Regione: guarda, io ho questi tirocinanti, hanno seguito un percorso formativo, adesso che hanno appreso il rapporto, il modo di lavorare, le funzioni, hanno conosciuto bene tutti i passaggi, me li puoi lasciare? Possiamo fare una convenzione, possiamo fare un accordo di questo tipo, come è stato fatto per gli LSU e l'EPU, no? Dico, perché ormai questa è la strada. Assolutamente sì. Se può fare questo l'amministrazione l'avremmo o no? fatto, o meglio, abbiamo lavorato affinché si facesse questa cosa e molti dei comuni si sono avvicinati, molti dei comuni sono venuti con noi, hanno scritto lettere, determine e quant'altro. Ma che è successo dopo? È successo che la politica ha cominciato a dire: non ti preoccupare, è tutto a posto, ci penso io. Me la vedo io, no? Ci penso io. Ci penso io, sì. Infatti adesso ci sono tutti i sindaci che sono della parte del governo regionale, che è tutto a posto, tranquillizzano tutti i tirocinanti, è tutto a posto, tornate domani. Addirittura qualcuno ha detto: resta nell'ente, tanto domani o dopodomani rientrate. Da considerare che c'è gente che ha finito a settembre e per rientrare ci vorrà febbraio, se va bene, se va bene. O forse prima, le elezioni regionali sono il 26 gennaio, quindi può darsi... Ma forse non ci stanno nei tempi, no? Perché adesso è uscito il bando per accettare le manifestazioni da parte degli enti. Poi devono nominare una commissione che valuti i progetti degli enti per vedere quelli che sono finanziabili o meno. Sono circa 400 progetti, non si valutano in un giorno, diciamo. E la commissione è formata da 3 o 5 elementi, quindi insomma, diciamo, poi c'è il Natale. E poi c'è la campagna elettorale. Assistenti sociali. E poi ci devono tenere belli caldi, no? Questa campagna elettorale, se ci fanno cominciare finisce tutto. Poi ci sono i colloqui con gli assistenti sociali, che questa è la ciliegina sulla torta. Ah sì, il colloquio. Noi dobbiamo andare tutti a colloquio con gli assistenti sociali. Per valutare il grado, il grado del bisogno. Sì. Il grado del bisogno. Sì. Ma noi non siamo andati a cercare bisogni da nessuna parte, noi volevamo fare un percorso formativo per il lavoro, il nostro bisogno è il lavoro. Un po' umiliante questa cosa. La dignità proprio veramente quello che l'abbiamo dicevo io c'è una prima. cosa umiliante, Come infatti, veramente umiliante, una cosa... Come infatti io voglio anche anticipare un'altra cosa, per quello che mi riguarda, poi non so se la Massa lo farà il giorno 18, lunedì 18 alla Cittadella, io porterò la mia tessera elettorale e la consegnerò ai signori. Perché qua, a come vedo la cosa, no? Si è un po' mischiato il discorso, cioè sembra che il cittadino debba servire la politica e non la politica al servizio del cittadino. Ora, siccome io non sono al loro servizio, perché devono essere loro i signori, in questo caso parliamo di Oliverio perché è l'attuale presidente. Chi è per loro? Però poi chi verrà, non penso che poi in tutti questi anni che si sono succeduti i vari presidenti abbiano fatto chissà che cosa per risolvere le varie problematiche. Io gli consegno la tessera e gli dico: ecco il mio servizio per voi. Questo è il mio, io gliela consegno la tessera perché... Facciamo una bella pira. Facciamo una bella pira. Sì, per me strapparlo e bruciarla sembra che sia reato, pertanto è reato? Sì, è reato. Io gliela consegno nelle mani e magari se lo vanno a dare solo il voto, perché onestamente a essere trattati, io sono arrabbiato, sto cercando di mantenermi perché se dovessi dire davvero quello che voglio dire non è nemmeno il caso. Pertanto l'unica cosa che posso fare di protesta civile è questa. Mi auguro che molti dei miei colleghi che verranno il giorno 18
faranno la stessa cosa. Speriamo che siano in tanti, no? Perché, speriamo che siano in tanti, perché sennò di solito quando si va poi alle manifestazioni sembra che il problema appartenga solo a perché evidentemente molti, secondo me, ancora non hanno ben capito. Non hanno capito. Allora c'è stata una finezza. Quando doveva uscire questo bando noi continuavamo a dire guardate che questo bando è per tutti i disoccupati, notizie per tutti i disoccupati, tutti quanti no, ci hanno garantito gli altri sindacati che sarà solo e esclusivamente per lavoratori ex percettori in mobilità in deroga. È vero, è verissimo, però bisogna leggere, perché ci sono le parole e la lingua italiana non è soggettiva, è oggettiva. Allora, sui precedenti bandi trovavi scritto bando riservato, scusate, al bacino ex percettori mobilità in deroga. Bacino, era un bacino, uno spazio delimitato con un numero di persone che hanno delle caratteristiche. E tutto questo è regolamentato da una banca dati, che poi ci arriviamo anche alla banca dati. Su questo nuovo bando c'è scritto che questo bando nuovo di inclusione sociale è per i disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Non parla più di bacino. Non siamo più un bacino, perché qualora da questo plafond economico messo a disposizione venissero a restare delle somme, rimanessero delle somme a disposizione, sarebbe aperto ai disoccupati. Sarebbe aperto ad altri che non hanno le stesse caratteristiche nostre, quindi non c'è più il bacino di tutela. E questo fatto è dettato anche dal problema che noi non siamo mai riusciti ad avere contezza della banca dati. Ve la ricordate la battaglia fatta per avere quella famosa banca dati che il prefetto, l'allora prefetto Latella del 2017 disse 30 giorni dovete consegnare la banca dati? Noi ancora la stiamo aspettando. L'hanno solo implementata. Non sono passati ancora dal 2017. non sono ancora 30 giorni. Fate i conti bene. Non so. Ci fermiamo un po' di pubblicità, torniamo tra poco. Ok. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in studio, torniamo in diretta. Io ascolto delle cose, rimango un po' basito, non lo so, questo. Andare a fare il colloquio con i servizi sociali, per fare che cosa? Per vedere se uno come dire, ha le attitudini giuste per occupare un posto di lavoro? Non lo so, onestamente non lo so, non riesco a capirlo questo passaggio. I servizi sociali dovrebbero determinare il grado di bisogno. Ho capito, ma Siccome se questa sei è una in questo misura... bacino da anni, siete là dentro, ex percettori di mobilità, ma che te lo devi certificare? Lo vedi, lo sai, lo tocchi con mano, lo respiri che c'è il disagio. Ma che bisogna di fare la graduatoria? Allora tu sei più bisognosa di me, l'altro è meno bisognoso di me, di te, ma che fai la graduatoria tra te? La guerra dei poveri. Ma che facciamo? Certo. Che facciamo? C'hai fuori rispetto per le persone. La prima cosa è il rispetto per le persone. Qui parliamo di uomini e donne che hanno anche un'età, voglio dire, abbastanza matura, no? Per sapere esattamente quello che accade, come si sviluppa la quotidianità, che gli vai a chiedere? Sei bisognosa? Vedi tu, se faccio parte di questo bacino, se sono precaria da anni, se non percepisco più la mobilità. Ma quello non era un bacino di bisognosi, quello era un bacino di persone che avevano perso il lavoro e avevano bisogno di reinserimento. Esatto. No, questa qui è una misura di sostegno al reddito che è riservata a persone in disagio sociale. È una cosa diversa. Ecco perché prima parlavamo della di cittadinanza, così voglio dire. Tanto criticato e poi copiato. Tagli la testa al toro e basta, Copiato. insomma, chiamalo così, solo che anziché essere di respiro nazionale, di respiro regionale. Esatto. Voglio dire, infatti è un copia e incolla di quello che Il bando è identico. Cioè come si può vivere così? Come si può vivere? Ditemi voi come si può vivere in queste condizioni. Stai sempre lì con l'acqua alla gola, non sai mai cosa, se quest'acqua ti arriva
a bocca, al naso e t'affoga. Bisogna cioè, passarci per capire capito, io questo dico. non si riesce, giustamente. Cioè lei diceva prima, io sono disoccupato, il mio marito è disoccupato, Certo. abbiamo una famiglia da portare avanti, come si fa? 3 ragazzi grandi che studiano. Cioè come si fa? Come no, si fa? Bisogna fare gli equilibristi, come si fa? È vero. Già con uno stipendio fai salti mortali, immaginiamo per un attimo che viene meno questo introito mensile, come si può fare? Io dico sempre che finché sono ancora in vita, grazie a Dio, questi pochi pensionati che sono i nostri genitori e che ci aiutano, io dico sempre in dialetto, papà vi sta di campanaggi 200 anni, perché il mio sostegno, quando proprio non so come fare, dove vado? Dove vado? I pensionati sono mai gli ultimi dei moicani, nel senso che poi... Ai miei figli la gli altri paghetta la dà il pensionati- nonno, non la dà la mamma. E per me è umiliante questo, dover dire ai miei figli non ti puoi andare a mangiare una pizza con gli amici, e intanto ogni tanto qualche piccola cosa bisogna pure cacciare, ed intervengono i nonni. E quando queste persone non ci saranno più, come dobbiamo fare? Sotto i ponti andiamo, perché io poi nel frattempo ci avrò pure 60 anni, insomma sarò pure grande. Poi un'altra Prenderei cosa interessante l'attenzione da sociale. aggiungere, mentre noi percepivamo le politiche passive, quantomeno avevamo i contributi figurativi. Nelle politiche attive invece questa misura è venuta a mancare, quindi noi nemmeno i contributi figurativi, cioè la pensione ce la scordiamo. Per questo parlavo prima degli ultimi moicani, sì, perché sì, c'è sì, tutta una sì. generazione che si troverà senza pensione. Infatti, per noi si tratta di lavoro nero veramente legalizzato, cioè lavoro nero alle dipendenze comunque degli enti statali. Cioè, è il paradosso. una cosa vergognosa. Ma la cosa ridicola è anche un'altra, non abbiamo parlato dei requisiti di questi TIS. Ah, vediamo i requisiti quali sono. Cioè proprio lo vogliamo Interessante dire questa cosa tutta, dei requisiti. nei tirocini di formazione, giustamente come diceva prima Patrizia, lei che aveva percepito solo 11 mesi su 36 più 4 e io 10, eravamo più svantaggiati rispetto a una persona che era andata in mobilità in deroga prima, quindi aveva, non solo si era pagati 36 più 4, se ne sono pagati Anche il 80, 90, 100 100 mesi. Poi ci hanno dirottato verso le politiche attive, benissimo, è anche giusto, però con i miei soldi, perché io ho un decreto con una cifra, sono stati pagati anche loro, quindi ne hanno usufruito 2 volte, che per carità non è colpa loro, è la regione che ha fatto il questo sistema, è il sistema. Dopodiché, che cosa succede? Subentrano i TIS e cambiano di nuovo le regole, nel senso che noi che abbiamo meno mesi di disoccupazione rispetto a uno che comunque ci è andato, siamo svantaggiati in graduatoria rispetto a chi giustamente è disoccupato da più tempo. Quindi a noi la certezza di ritornare nell'ente e di andare a continuare il lavoro che finora, tirocinando, a fatica abbiamo imparato questo mestiere, fra virgolette, capace che non lo possiamo fare più, e non solo nello stesso ente, è capace che non c'entriamo proprio. E nessuno. Perché sicuramente prima di me c'è una marea di gente su 4.500. È vero che bisogna essere nell'arco dei 30 km, ma ce ne saranno prima di me. Io penso che già al comune di Rende, che l'anno scorso io feci la domanda ed ero 84esima ed ero una delle privilegiate, adesso probabilmente sarò 250esima, quindi al comune di Rende potrei anche non entrare perché ne entrano 40. Quindi mi troverei comunque a dovermi spostare. Vabbè, anche... ma a prescindere questo, io questo bando qui non lo faccio proprio a prescindere, perché non mi rappresenta assolutamente per come doveva essere impostata la nostra situazione, per come dovevamo andare a finire anche noi, come nella giustizia, come nelle scuole, anche noi dovevamo comunque proseguire su quella linea, su quel cammino, quindi su un perfezionamento e più in là anche su un reinserimento nel lavoro. Onestamente loro fanno questo tipo di bando, ma io non mi ci riconosco, lo trovo umiliante, mortificante e non lo presento proprio. Lo facessero chi evidentemente forse ha poca dignità di se stessa. A me mi è rimasta la dignità. Però c'è gente che ha bisogno. Quella mi è rimasta. Una volta che... Sì, ho capito, io pure... Io non voglio colpevolizzare nessuno, però io non c'è gente che con 500 euro veramente porta avanti una famiglia. Perdonami. Io non colpevolizzo nessuno, infatti ho detto personalmente, certo. Io non lavoro, mia moglie non lavora,
siamo tutti e due disoccupati. Bene o male io quando finivo di lavorare qui facevo qualche altra cosettina, qualche lavoretto così e andavo avanti. Ho lavorato anche per 7 anni, voglio dire, in Sila, nei campi di patate, non è che mi sto fermo, certo. Però onestamente, ti dico la verità, se devo partecipare a un bando del genere, dove mi sento lesa la mia dignità, a me la dignità, vado di nuovo a fare le patate, vado di nuovo a coltivare i campi, per dire. Cioè, poi gli altri sceglieranno, perché ognuno di noi ha una sua metrica di dignità sua. Io non l'accetto, eppure io non sono nelle cose floride. Sì. Quindi, voglio dire, se ce la posso fare io invito anche gli altri a lottare innanzitutto, a venire a protestare, perché è importante che si faccia questo, e secondariamente dargli un messaggio a questi signori che secondo me hanno fatto apposta questo tipo di ragionamento per dividerci. Questo discorso qui è stato fatto per dividerci, smaltire un po' questo bacino, o comunque per smaltire questo bacino, e per favorire chi fino ad oggi, dei vecchi, può entrare perché magari è rimasto fuori nei percorsi precedenti. Beh, sicuramente questo è un grosso bacino anche in prossimità delle elezioni, è un grosso bacino di voti, e se viene aperto, amplificata la platea ai disoccupati, diventa un grosso bacino importante. Io quello che trovo invece umiliante è che noi, per avere un dialogo con le persone che abbiamo mandato lì a rappresentarci, dobbiamo manifestare in continuazione. Noi sono mesi che continuiamo a mandare delle comunicazioni PEC e non riceviamo risposta. Abbiamo chiesto sui fondi, abbiamo chiesto sulla banca dati, abbiamo chiesto sulle normative, abbiamo chiesto abbiamo mandato una piattaforma rivendicativa, abbiamo fatto una marea di comunicazione. Siamo dovuti andare dal prefetto per cercare di avere un colloquio con la regione. Abbiamo dovuto scrivere al ministro per avere un interessamento dall'alto. Noi veramente siamo arrivati al punto che adesso, giorno 18, nuovamente andremo sotto la regione a fare questo sit-in per chiedere delucidazioni, per avere spiegazioni, per dire guardate che non va bene per tutti. Non è possibile fare questa misura, perché anche per quelle persone che hanno il sostegno al reddito e non potranno più farlo il tirocinio, non è giusto. Ci sarà una grossa non è scrematura. Giusto. Allora devono diversificare le misure, non possono dire facciamo una misura di massa, non va bene così. Però lui dice altro, dice io non mi sento come cittadino di questa società, non consento a nessuno di trattarmi così. Beh, certo, perché quindi, percepisce questa cosa come se fosse una offesa. È un'offesa. Beh, in fondo noi chiedevamo semplicemente la certificazione delle competenze acquisite negli anni e continuare a svolgere questo percorso in modo che quando ci sarà lo sblocco del turnover avremmo comunque anche avuto dei punteggi. Ma questo benedetto sblocco del turnover dal 2020 ed è tutto lì bloccato da una vita, è sempre bloccato. Quando vai per capire, finalmente c'è lo sblocco del turnover e poi passo indietro. Parlo della sanità per esempio, anche lì c'è un bacino di precariato non da poco, c'è gente che ha lavorato dentro una struttura poi si trova fuori, gente che ha vinto, anzi ha partecipato a un concorso, è entrata in graduatoria, è risultata idonea e non lavora, c'è un mare magnum di situazioni strane in questa regione, e non è pure la terra più povera d'Europa, insomma, dove in qualche modo bisognava trovare le opportunità, ricercarle, individuarle, perché se tu scegli di fare l'amministratore devi essere anche capace di dare risposte, di dare delle risposte ai bisogni della gente. Guardate, voi avete detto le cose oggi pesantissime dal punto di vista proprio del grado tremendo di precarietà che c'è. Nelle vostre parole c'è un grido d'allarme potentissimo. Io spero che ci sia in questo momento qualcuno che abbia ruolo, no?
che ascolti queste parole, se si è insensibili pure a questo, signori. Ma anche allora, i colleghi. allora andiamo a Anche Si i colleghi strumentalizza stessi. tutto, si strumentalizza tutto. Dice vanno a gridare perché gli è mancato qualcosa, vanno a gridare Per perché ottenere- adesso loro fanno parte di un partito politico diverso. Noi lo gridiamo da anni, a noi non interessa la politica. Ma proprio non ci interessa, la politica si fa in quel metro quadro, ognuno per se stesso, noi andiamo a confrontarci con ogni tipo di referente amministrativo, adesso c'è la sinistra, è bene andiamo a parlare con la sinistra e quando ci sarà la destra andremo a parlare con la destra. La nostra è un'organizzazione in cui ci sono tante persone che si sono riunite per un unico obiettivo, che era il bene di questa comunità e trovare un'opportunità per uscire dalla situazione di precariato. La Regione poteva utilizzare questa forza. Noi abbiamo collaborato, noi con la Regione abbiamo collaborato per 6 mesi. Abbiamo cercato di aggiustare il bando che avevamo in essere, dove c'erano delle criticità, tempestivamente contattavamo gli uffici, le mettevamo a posto. A un certo punto si è rotto il giocattolo. Quando io un giorno ho detto all'assessore a un tavolo tecnico no TIS, per noi no TIS, non va bene il TIS, da lì si è rotto il giocattolo. Allora non è un dialogo, allora è solamente un diktat e allora siamo stati utilizzati finché è andata bene così. Poi se la misura è quella perché ci sono altri giochi molto più grossi, noi siamo solamente delle pedine. Ho capito, ma si può non giocare va sulla bene pelle delle così. persone? Non va No. bene così. No, non si può giocare sulla pelle delle persone, Assolutamente non no. si può giocare sulla Ma disperazione. poi ritornando no. al discorso suo della dignità... È da che- vigliacchi giocare sul Sì, bisogno delle È persone. da vigliacchi, No. esattamente così. E Assolutamente. la cosa ancora più Assolutamente. vigliacca è andare a manipolare le persone semplici. Le persone semplici, quelli che come gliela racconti, basta che gli piace la favoletta, ti credono e magari cominciano a dire ma non li state a sentire a quelli, che non è vero, che i tissi sono buoni, andate avanti, che i tissi sono buoni, ci hanno diviso, c'è stata una spaccatura che anche volendo andare a fare qualcosa di più incisivo Ti manca... ci hanno fermato i stessi colleghi perché ce li siamo ritrovati contro. Noi il 31 luglio eravamo in 1000 lì sotto e abbiamo voluto ancora una volta ricordo dare al Presidente l'opportunità di non proseguire la nostra manifestazione ad oltranza, ma bensì fare un tavolo tecnico Ma adesso cosa chiedete? Noi Andiamo chiediamo proprio di precisi, rivedere col messaggio almeno questo. preciso. Allora, noi chiediamo intanto di rivedere questo bando perché ci sono molte inesattezze e molte criticità. Si contraddice. È un bando che poteva essere tranquillamente impugnato, ma noi non vogliamo impugnarlo. Noi vogliamo che si arrivi ad una soluzione che possa come dire, rendere beneficio a un maggior numero di persone. E poi la possibilità di studiare anche altro. Noi abbiamo formulato ipotesi, una serie di ipotesi che erano state prese molto in considerazione? vantaggiose. Assolutamente no. Che erano molto vantaggiose, erano ipotesi studiate anche con gli enti stessi, le famose convenzioni di cui accennavi prima. Qui si sta facendo un uso distorto del tirocinio, la parola tirocinio. Adesso tutti fanno tirocinio, ma una volta erano contratti di collaborazione coordinata e continuativa, una volta erano contratti a tempo determinato, una volta erano contratti di collaborazione. Adesso ci troviamo a fare tirocinio, 60 anni, 55, 70, 15, 19, 20 anni, tutti facciamo tirocinio. Ma io farò la pensionata tirocinante, cioè è una nuova figura sociale. è una nuova figura sociale, ma non va bene, non va bene, perché è alienante, perché non ti fa vivere della tua professionalità, delle tue competenze. Io non posso dire di aver acquisito delle competenze perché nessuno me le certifica. Sono stata 2 anni in un ente, ho offerto un servizio a detta dei molti vantaggioso, però no, sono una invisibile, sono una trasparente. Infatti non per niente mi hanno anche consegnato un premio, il premio per gli invisibili, sarà un caso, però di quelli che lavorano dietro. E socialmente si è creata una frattura troppo importante tra queste forze di potere che stanno ai vertici e
quello che una volta chiamavano potere operaio, che adesso non è più potere, è solamente operaio. E manovalanza. Basta, manca la fascia centrale. Allora, l'appuntamento è lunedì. Lunedì alle 9:30 alla Cittadella sarà un sit-in pacifico, non abbiamo, questo lo voglio dire per tranquillizzare tutti quei colleghi che spinti un po' anche dalle altre sigle sindacali stanno pensando che noi blocchiamo il bando. Se avessimo voluto bloccarlo l'avremmo già fatto, perché c'erano tutte le possibilità per farlo. Abbiamo deciso di non farlo perché non sarebbe stato giusto per tutti quelli che eventualmente vogliono scegliere questo TIS. Però vogliamo delle tutele, vogliamo delle garanzie, vogliamo rivedere delle cose e siccome noi facciamo parte di quel 50% di tirocinanti impegnati in questo percorso, dovranno anche in qualche maniera darci delle risposte. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui con me. Grazie a voi. Mi avete, come dire, trasferito informazioni di cui non ero in possesso. Sono fortemente solidale con voi. Grazie. E spero che possiate, come dire, essere illuminati da uno spiraglio di luce in una terra dove trovare un posto di lavoro è diventata una cosa come cercare la pepita d'oro. Chi ce l'ha non lo valuta nella giusta maniera, o almeno alcuni forse non lo valutano nella giusta maniera, e io auspico che vi sia il rispetto delle persone e della loro dignità, perché una persona è un insieme di cose, di esperienza, di sensibilità, di emozioni, di conoscenze, e non è un oggetto che sposti da una parte all'altra. Vi auguro di imboccare la strada giusta. Noi siamo qui. Grazie, noi ci proviamo ad amplificare la vostra voce, speriamo chi è al governo, chi si è assunto l'onere di governare questa terra, guardi un po' da questa parte, questo bacino di 4.500 persone. Quando ci saranno i suoi ospiti che sono lì, prossimamente, magari... vi ospito, anzi, magari facciamo le tavole rotonde alla politica e ospito voi e gli spiegate che cosa significa a questo volevo arrivare. Vivere con... L'ho già fatto quando tempo fa fu la crisi della legnochimica, io avevo gli operai che stavano in cassa integrazione e ho fatti partecipare come un pubblico partecipante con i candidati, allora c'era la Camera e il Senato. Così almeno registrate quello che promettono. Adesso lo faremo con coloro i quali si cimenteranno nella campagna elettorale per diventare nuovi amministratori della regione. Sarete voi a fare loro le domande. Infatti, così sarà. Vediamo di accorciare le distanze, di avere una interlocuzione diretta, visto che la burocrazia rende sempre difficile tutto e macchinoso tutto. Grazie. Grazie a voi. Ci vediamo domani, arrivederci. Arrivederci.